che porti salute istituzionale e ci spiega anche un po' quali sono le strategie della Regione Veneto. A lei, Assessore. Il microfono, ok. Su un sistema parte il microfono subito, su un altro non parte mai. Riparto allora e rinnovo i saluti al dottor De Pietro e naturalmente ai numerosi partecipanti che questa mattina sono qui con noi e visto la quantità anche delle relazioni cercheremo di essere brevi per cercare di comprendere e vedere questi 17 progetti realizzati nel corso di questo anno con una serie di progettazioni che vanno dal nord a sud della nostra penisola e questo ci permette naturalmente insieme con le collaborazioni che abbiamo avuto con i rappresentanti dell'Università di Trieste, Padova, Venezia e Verona continuare a crescere in questo processo che la Regione del Veneto ha iniziato da qualche anno e che secondo me dovrà nel corso dei prossimi mesi trovare un'ulteriore accelerazione. E pertanto siamo orgogliosi di organizzare per il secondo anno questo evento nazionale sulla Smart Region, poiché oggi proseguiamo un percorso di cooperazione col territorio regionale e più in generale col territorio nazionale. La Comunità Europea ha da poco ribadito nel programma Digital Europe l'importanza degli spazi europei dei dati, quale perno del percorso per accelerare la transizione digitale europea. Il recente PNRR, una volta che riusciremo anche a comprenderlo tutto e per bene e soprattutto capire poi se magari le regioni avranno un ruolo all'interno di questo, come spero e auspico all'interno di questo piano nazionale, ha individuato tra le missioni strategiche per il nostro Paese l'investimento 1.3 dati e interoperabilità come fattore abilitante per la ripresa economica del Paese. L'obiettivo è superare la frammentazione dei silos verticali della pubblica amministrazione, non interconnessi che impediscono di fatto ai cittadini e alle imprese di accedere ai dati e ai servizi, facendo sì che le informazioni sui cittadini siano a disposizione una volta per tutte in modo immediato, semplice ed efficace. E su questo anche alcune esperienze che stiamo portando avanti a livello regionale, vuole proprio cercare di incentivare sempre di più questa idea di una sia competenza che cittadinanza digitale che nel corso come dicevo prima, dei prossimi mesi dovrà essere ulteriormente accelerata. Il confronto che si svolgerà in questa giornata è coerente con queste strategie nazionali ed europee e cercheremo quindi di promuovere la discussione su uno spazio regionale dei dati, che individua una scala territoriale sufficientemente estesa per garantire città intelligenti, smart city, all'interno di un territorio intelligente, smart region. Poi magari ci metteremo anche le smart road. Sarebbe interessante che attorno a tutto questo ci fosse anche un'infrastruttura all'altezza di tutte queste nostre aspettative, perché se aspettiamo ancora qualche anno la banda ultralarga arriveremo in ritardo rispetto a tutta una serie di aspettative che se non si appoggiano su un'infrastruttura importante e solida si continua a trovare in particolar modo in regioni come il Veneto con un gap digitale che ci impedisce di correre come ci piacerebbe correre nel corso di questi anni. Il programma di progetti regionali che verrà presentato in plenaria dopo il mio intervento concretizza questa visione in particolare con le 3 presentazioni su My Data Autorità Urbane, My Mobility e My Data Veneto Orientale. L'investimento che abbiamo realizzato con le autorità urbane del Veneto, coinvolgendo circa 60 comuni del Veneto, tra questi i comuni capoluogo di Padova, Treviso, Vicenza e Verona, riguarda circa una competenza finanziaria per circa 8 milioni di euro. La nostra Smart Region ha almeno 2 livelli. A livello di città, dove una rete di sensori e un sistema di acquisizione e analisi dei dati consentirà la gestione del territorio urbano, e a livello di regione. Raccogliamo i dati provenienti dai territori, li integriamo con altri dati, ad esempio quelli della mobilità, del consorzio che ha costruito il passante di Mestre, di ARPA, per la gestione dei fenomeni sovracomunali con una scala di indagine estesa a piacere dal singolo comune passando per le aree vaste a tutto il territorio regionale. Un vero strumento di governance del territorio. Questa è una delle sfide, ma molto probabilmente la sfida più importante che la Regione del Veneto sta cercando di darsi e di praticare, è quella di diventare un grande contenitore di dati con la capacità poi di analizzarli in tempi brevi, contemporanei, che siano messi a disposizione della collettività in modo tale che questi dati possano essere poi utilizzati per fare le scelte migliori, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista
della pubblica amministrazione. Speriamo in un prossimo futuro, attraverso la possibilità di intersecare tutta una serie di dati, di dare supporto ad esempio alle pubbliche amministrazioni nel momento in cui dovranno fare delle scelte di carattere urbanistico o ad esempio delle scelte di carattere viabilistico, attraverso tutta una serie di dati che la Regione può e ha e che dovrà mettere a disposizione una volta analizzati. Si potrà arrivare a quelle che speriamo in futuro possono essere quelle capacità predittive attraverso l'intelligenza artificiale, che mi pare di capire sia la nuova frontiera di aggregatori di dati come può essere la Regione del Veneto. Al completamento di questa prima fase prevista entro il prossimo anno è nostra intenzione estendere l'infrastruttura a tutti gli enti del nostro territorio, estendendo le attuali dimensioni di intervento, e quindi al trasporto pubblico locale, alla mobilità veicolare dolce, alla IoT in ambito urbano. Speriamo attraverso una condivisione con l'assessorato ai trasporti, ad esempio, di riuscire a istituire il biglietto unico in Veneto, che potrebbe essere anche questo un sistema che permetta di capire come si muovono i veneti e come ottimizzare il trasporto su gomma e su ferro all'interno della nostra regione. Il modello di innovazione digitale nella nostra regione è incentrato quindi su un'idea di territori connessi e smart, che condividono la conoscenza e le risorse della comunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale sviluppare la cooperazione tra tutte le forze che caratterizzano i nostri territori. È fondamentale, a nostro avviso, una cooperazione su scala nazionale ed europea capace di individuare e sviluppare spazi autonomi sulle tecnologie, autonomia digitale. Qui poi, insomma, sapete, nel Veneto quando si parla di autonomia, insomma, saremo anche un po' sensibili da questo punto di vista, che ci rendono più competitivi come regioni e come nazioni. Questi spazi possono essere realizzati solo grazie a modelli di data governance, nel caso specifico del tema della giornata, che garantiscono il principio di dati come bene pubblico, gestito da un'autorità pubblica. Non possiamo lasciare la gestione dei dati solo al mercato. Questa necessità di cooperazione trova, secondo noi, in questa giornata una concreta dimostrazione di efficacia e percorribilità. Noi speriamo che oggi si possano creare i presupposti per promuovere una rete che possa concertare gli sviluppi tra le varie piattaforme a livello regionale e nazionale, condividere le esperienze e le competenze allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia delle reciproche soluzioni, cogliere l'opportunità di collaborare tra progettualità attraverso il riuso e la compartecipazione nello sviluppo di piattaforme. Su questo devo dire anche in particolar modo nella concertazione tra Regione e Stato italiano, insomma, e tutte le sue forme, credo che dovrebbero da questo punto di vista essere anche un po' più attenti a quelle esperienze, come stiamo facendo ad esempio noi in Veneto in tema di pago PA, dove spingere i nostri cittadini, i nostri amministratori locali a utilizzare queste piattaforme e poi trovare alcune rigidità nel non comprendere che anche alcune critiche che vengono mosse sono mosse naturalmente con lo spirito costruttivo che deve contraddistinguere un leale rapporto tra istituzioni. Ecco, ci piacerebbe che questa idea di collaborazione tra territori si concretizzasse attraverso anche un maggiore ascolto. Le sfide che ci attendono nei prossimi anni a partire dall'attuazione del PNRR potranno essere vinte non solo se ci doteremo delle tecnologie più moderne, ma solo se riusciremo a fare squadra in modo nuovo e rinnovato dei territori fino al governo, riconoscendo le peculiarità e le specificità di ognuno, ma tutti orientati a fare reali cambiamenti organizzativi e culturali con il chiaro obiettivo finale di migliorare la qualità della vita nostra e dei nostri figli. E noi abbiamo avuto da questo punto di vista proprio un segnale tangibile nel bando che a fine anno siamo riusciti a intercettare per l'innovazione digitale nei comuni, un bando che ha visto la Regione del Veneto essere una delle poche regioni a poter usufruire di queste risorse. Sono state 6 in tutta Italia, ma che attraverso una stretta collaborazione con l'ANCI Veneto ha fatto atterrare questi soldi su 563 comuni, su 563 comuni del Veneto, a dimostrazione che c'è consapevolezza da parte di tutti gli amministratori locali che le opportunità che in questo momento alcune risorse prima e molte adesso ci verranno messe a disposizione dovranno essere colte e attraverso una regia regionale implementate e spese nel migliore dei modi per cercare di creare veramente una regione che parli digitale, che si muova nel mondo digitale con semplicità e che semplifichi la vita dei nostri cittadini.
E con questo auspicio, che rinnovando i nostri ringraziamenti a tutti i partecipanti, vi auguro un buon lavoro, alle 25 relazioni auguri e arrivederci alle prossime occasioni di cooperazione. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie all'assessore e grazie per aver sottolineato 3 aspetti che provo a riprendere per poi passare la parola al dottor Borgo. Il primo fondamentale di questa grande sfida di diventare un grande data hub, il secondo che il ruolo fondamentale del pubblico nel gestire i dati. Dobbiamo riappropriarci di dati che vengono generati sui nostri territori ma poi vengono gestiti da terze parti. E il terzo tema strategico, come raggiungere questi obiettivi così ambiziosi attraverso un percorso di collaborazioni interistituzionali che metta assieme tutti i livelli, dal comune alla provincia, alla regione, alle regioni, allo Stato, all'Unione Europea, sapendo ovviamente mantenendo le specificità di ognuno, ma solo che una reale collaborazione tra questi livelli può essere così ottimale per raggiungere questi risultati così importanti. Nel ringraziare anche tutti, vi abbiamo spento le telecamere perché così facilitiamo la registrazione. Io passerei la parola al dottor Borgo, il direttore della direzione ICT Agenda Digitale della Regione Veneto, che invece ci presenta più nel dettaglio qual è la specificità della Veneto Smart Region. A te la parola, Idelfo. Grazie, buongiorno a tutti. Condivido velocemente una presentazione. Bene, io partirei in questo racconto che vorrei fare, che non vuole essere proprio una lezione magistrale su che cos'è la Smart Region, quanto mi piacerebbe invece più declinare che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo e che cosa faremo nell'ambito appunto di questo percorso che abbiamo iniziato. Allora, io partirei e mi riaggancerei proprio a quello che ha accennato il nostro assessore, proprio nell'ambito che uno degli obiettivi fondamentali è proprio migliorare la qualità della vita. Questo è l'obiettivo fondamentale che una Smart Region dovrebbe avere, quindi qui vedete la declinazione proprio che cos'è una Smart Region, un territorio innovativo che utilizza tecnologie dell'informazione proprio con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi. Questo mi piace proprio ricordarlo anche perché era quello un po' il principio ispiratore dal quale abbiamo declinato la nostra agenda digitale 3 anni fa quando l'abbiamo iniziata, in cui, mi ricordo, era suddivisa in 10 cluster che rappresentavano proprio tutti gli aspetti del digitale, in cui poteva intervenire il digitale nella vita quotidiana, ma trasferito cioè, su 3 driver che erano quelli fondamentali sui quali poi si poggiavano tutti i nostri progetti che stavamo portando avanti. Declinando un po' in realtà la Smart Region proprio in questi driver trasversali, mi piaceva un po' raccontare quali sono quelli che sono gli obiettivi che noi ci siamo messi quando abbiamo cominciato a pensare proprio a creare una Smart Region. Il primo, come vedete, sulla parte legata un po' all'infrastruttura, è un aspetto fondamentale che una Smart Region deve chiaramente partire da un concetto di innovazione continua. Non può essere un progetto che parte oggi, si ferma e per i prossimi anni cercheremo di portarlo avanti nello stesso momento. No, deve essere un'innovazione continua e costante, ma soprattutto io ci aggiungerei anche proprio legato anche a quel concetto di quelle che sono le nuove soluzioni tecnologiche che si possono anche trovare anche grazie anche al concetto dell'open innovation, intesa proprio come un luogo aperto in cui tutti possono partecipare per portare anche le proprie capacità e le proprie competenze, un luogo in cui sia pubblico ma anche privato collabora per trovare servizi, ma trovare anche che cosa? Trovare anche quel concetto che mi piace sempre studiare di sostenibilità. Sostenibilità non intesa solamente come sostenibilità dell'ambiente, sostenibilità del sociale, ma anche e soprattutto in termini anche di sostenibilità sotto il profilo anche economico. I nostri progetti devono essere in grado di vivere e sopravvivere non solamente perché vengono finanziati, ma perché generano un'economia sul quale poi costruire il vero valore. Ecco appunto l'importanza anche di quella collaborazione di open innovation tra pubblico e privato, perché sicuramente il concetto che il pubblico può portare qualcosa, ma il privato poi valorizza per creare quello che è un concetto anche di economia. Un'economia poi che deve basarsi principalmente sul vero valore, i dati, grazie al quale puoi creare poi che cosa? Creare quel concetto di governo del territorio. Ricordo che uno degli aspetti fondamentali che ha portato l'innovazione anche nel mondo, per tornare indietro negli anni in cui la scienza era proprio scienza empirica, misurare per conoscere.
Se abbiamo il dato, sappiamo misurare, sappiamo anche tradurre quei fenomeni che a volte sono inspiegabili. Quello che sarebbe un po' anche il nostro sogno è quello proprio di creare proprio un'infrastruttura anche di dati da mettere a disposizione dei nostri amministratori per far sì che finalmente poi le scelte che facciamo assieme ai nostri amministratori siano governati non solamente dai mal di pancia, ma siano governati veramente da quei valori che noi troviamo fuori, possiamo tirare fuori dai dati. Dati che ovviamente devono essere condivisi un po' tra tutti quelli che sono i portatori di interesse. Ecco perché è importante coinvolgere, come dicevo prima, pubblico ma anche privato, perché ovviamente il concetto poi, se poi lo vogliamo portare un po' più ampio respiro nella partecipazione, è interessante ed è secondo me proprio doveroso pensare di coinvolgere tutte le persone, anche inteso proprio come il cittadino, perché chi meglio dei nostri utenti sa esattamente quali sono i servizi che vorrebbero costruiti sopra queste infrastrutture che noi mettiamo a disposizione e soprattutto quali sono, ma anche come potrebbero essere questi servizi. È un percorso poi di dialogo che porta a cosa? Porta proprio anche quell'aumento, il vero anche valore dell'aumento della responsabilità civica, sia dei nostri servizi, ma anche dei nostri cittadini, per cui stiamo costruendo un valore che è pubblico, non è esattamente un servizio o un prodotto che mette a disposizione una regione. Quindi, partendo da questi obiettivi, in realtà abbiamo cercato un po' di declinarli in quelli che sono un po' tutte le dimensioni dell'intervento. Sono delle dimensioni che li abbiamo declinati in 9, diciamo, in 9 missioni, che guarda caso poi sono anche le missioni che se tutti voi, come tutti voi immagino, avete letto il PNRR appena uscito, sono proprio 9 missioni che sono proprio previste all'interno proprio del PNRR. Chiaramente sono missioni che partono dalla digitalizzazione della PA, vanno nell'economia, nella produttività, per arrivare anche all'efficienziamento energetico, all'agricoltura sostenibile, tutele del territorio, eccetera. È chiaro che poi queste dimensioni che coinvolgono tutta la nostra sfera poi devono essere abilitate da cosa? Da tecnologie. Tecnologie che ovviamente, come dicevo prima, devono essere sempre a guardare più verso l'innovazione, quindi stiamo parlando di concetti di big data, IoT, ma se solamente noi raccogliamo le informazioni abbiamo solamente fatto una piccola parte del nostro lavoro. In realtà poi questa informazione deve essere messa a disposizione dell'intelligenza, delle persone, per creare proprio quel valore. Ecco perché dobbiamo cominciare a parlare anche di intelligenza artificiale, di saper trovare dei dati, diciamo, dai dati trarre i risultati, e quindi a un tema fondamentale che non è compreso all'interno di queste 9 dimensioni, che sarebbe un po', chiamiamola, 10ª dimensione, e che è il concetto proprio delle competenze. È fondamentale che noi, parallelamente alle infrastrutture, dobbiamo sviluppare anche le competenze che saranno quelle tra pubblico e privato, soprattutto perché poi ci credo che poi il privato deve essere quello che surroga anche dove il pubblico non arriva, deve tradurre un po' quel vero valore che queste piattaforme, questi dati mettono a disposizione. Passando un po' invece a declinare un po' quelli che sono stati, ma che sono tuttora un po' i 10 principi guida, scusate, i 10 sono i temi che abbiamo coperto con questa piattaforma, sono 6 principi guida che ci hanno portato a sviluppare questa piattaforma, da cui siamo partiti dal concetto che una piattaforma abilitante per noi è proprio quell'espressione massima che dà valorizzazione a quel concetto di convergenza che noi abbiamo iniziato proprio anche anni fa. Quindi per noi è fondamentale che la convergenza delle infrastrutture deve essere legata anche al concetto anche della convergenza delle piattaforme, cioè luoghi condivisi in cui tutti possono collaborare. Ovviamente luoghi anche tecnologici, ecco perché poi il principio guida che ci ha portato nello sviluppo di questa piattaforma è puntare sempre all'ottica che le piattaforme devono essere previste e sviluppate per nascere, per funzionare nel cloud, ma anche per essere un modello che va a funzionare un modello multi-tenance. Questo è perché, mi raggancio al secondo aspetto, è fondamentale per proprio quel modello di cooperazione che noi abbiamo portato avanti in questi anni nel territorio. Quindi sto parlando di un modello di cooperazione legato al potenziamento di quel ruolo che noi abbiamo fatto verso il territorio, proprio nel creare i SAD come attori principali, SAD intesi come soggetti aggregatori del territorio per il digitale,
che abbiamo finanziato e stiamo lavorando assieme perché crescano in questo modello di aggregazione, e quindi rappresentano per noi il territorio nei SAD quegli attori principali che ci aiuteranno a costruire insieme quel processo di trasformazione digitale. Un processo che ovviamente deve adottare che cosa? In questa governance, un framework unico. Mi piace proprio declinare proprio quel concetto di autorità pubblica ma autonomia digitale. Sembra un po' un contraddittorio in realtà, però noi ci crediamo in questo modello perché se vogliamo che ci siano dei luoghi condivisi ci devono essere delle regole in cui un'autorità pubblica come la regione deve saper definire e deve sapere anche gestire, ma dall'altro non possiamo anche pensare che la forza che noi abbiamo nel nostro territorio deve essere declinata su progetti specifici per il territorio. Ricordo che il Veneto è un territorio che è forse unico nella sua realtà anche italiana. Noi abbiamo il mare, abbiamo la montagna e abbiamo i laghi. Ci pensavo proprio l'altro giorno, quando passeggiavo, finalmente sono tornato a passeggiare per le vie di Venezia come turiste e vedevo sfrecciare le ambulanze su barca e mi chiedevo, ma dove troviamo una realtà italiana in cui ci dobbiamo permettere di costruire i nostri servizi e pensare che devono girare nell'acqua, devono girare in aria, perché poi quando mi guardo più vicino dalle mie parti dove abito sotto le montagne vedo spesso sfrecciare gli elicotteri invece nell'aria per soccorso, e poi abbiamo chiaramente poi l'attenzione anche ambulanza su ruote. Quindi come Veneto dobbiamo pensare che abbiamo una diversità proprio enorme. Ecco perché è importante per noi in questa governance però anche garantire un'autonomia di un territorio, che solamente il territorio sa e possa esprimere quelle esigenze particolari che sa intravedere. Il quarto elemento poi chiaramente è condividere e promuovere la cooperazione che noi abbiamo già iniziato con i programmi di SPAC che abbiamo condiviso nella Regione Veneto, il cui obiettivo non è solamente condividere un codice software, ma anche condividere soprattutto la conoscenza per ampliare questi prodotti e mettere a disposizione anche di chi partecipa a questa comunità. Quinto elemento, forse principe in questi principi guida, è i dati. I dati, lo diceva benissimo anche Luca prima, è un bene pubblico. È un bene pubblico che noi dobbiamo sapere, dobbiamo valorizzare proprio per il benessere pubblico, perché proprio da lì riusciremo a trarre quei benefici per il pubblico. Ultimo elemento, chiaramente, in questi come principi guida è governance pubblica per poi riuscire a aggregare un territorio per creare dei progetti condivisi che chiaramente possono garantire economie di scala. Ecco quindi importante un territorio che si aggrega proprio per creare queste economie di scala. Chiuso poi i principi guida, oggi vado velocemente un po' sui prodotti che concorrono proprio in questa Smart Region. Oggi verranno presentati 3, quindi vado velocemente. Oggi presenteremo 2 progetti basati proprio sul concetto di My Data, quindi un'infrastruttura, un sistema di Smart Region più di Smart City, che vedremo attraverso appunto il Comune di Padova e anche il progetto del Veneto orientale, e il progetto di My Mobility del Comune di Verona, che è più basato invece sul concetto di mobilità sostenibile. Vado velocemente perché poi ci saranno i colleghi che declineranno più nel dettaglio questi progetti, che ovviamente poi verranno declinati anche nei scenari di utilizzi che il singolo poi l'avrà anche declinato. Vorrei proprio affrontare invece, proprio per condividere questo concetto, anche per parlare un po' anche di convergenza architetturale, perché nell'ambito delle nostre strategie la Smart Region non è un tassello a parte, non è un silos verticale a parte, quanto invece proprio rientra nell'ecosistema regionale di quelle che sono un po' le piattaforme abilitanti che noi mettiamo a disposizione, proprio in quell'ottica di valorizzare quello che noi abbiamo già sviluppato. Quindi si incastrano assieme per far sì di garantire cosa? Garantire che quegli aspetti che abbiamo già avviato da tempo, quei concetti appunto di piattaforme che mettono a disposizione identità digitale, pagamenti,
ma soprattutto i servizi ai cittadini, devono essere proprio anche degli strumenti che dialogano con questi per far sì che poi attraverso possano essere transitati anche quei servizi direttamente verso le piattaforme, verso il cittadino. Vorrei proprio sottolineare invece anche i modelli di servizio che noi abbiamo pensato in questa architettura di queste piattaforme di Smart Region. Mi aggancio a quello che avevo detto prima, autorità pubblica ma autonomia digitale, proprio perché è quel modello decentralizzato ma soprattutto regolamentato. Modello federato, modello decentralizzato non vuol dire che ognuno non rispetta delle regole che sono state definite, anzi ognuno valorizza la propria piattaforma, il proprio strumento sulla base di quei servizi che vuole costruire orientati proprio al territorio che è diverso. Però all'interno di cosa? All'interno di una strategia, di un regolamento generale, ecco quindi authority pubblica, che permette di far cosa? Permette di, attraverso appunto un'unica costruzione di un unico data lake, da un lato fornire servizi che possono essere trasversali ma anche specializzati. Immaginiamoci a quei servizi che possono essere cross le singole pubbliche amministrazioni, che la singola amministrazione magari non ne può beneficiare perché fa parte di dati di altre autorità, ma che messi assieme in un unico data lake sia la singola amministrazione ma anche la Regione Veneto potrà erogare e generare quei servizi che necessitano di dati che sono presenti anche in altre realtà. Ecco questo il vero proprio concetto, che il mettere insieme i dati genera che cosa? Generano soluzioni condivisibili e che permetteranno in realtà anche, da un lato, anche grazie anche alle infrastrutture di interoperabilità che si incastra all'interno di questo progetto, anche poter anche garantire il fatto che la circolarità del dato, per costruire un po' quei concetti che mi piace sempre ripetere, forse sarò anche ripetitivo, ma quel modello proprio di servizi basati proprio sul concetto del one solid. Il dato è un unico punto e il cittadino ha il diritto che possa transitare tra una pubblica amministrazione e l'altra in modo tale che possano essere erogati servizi puntuali. È chiaro che in tutto questo contesto mi piacerebbe un po', non abbiamo certamente chiarito tutti quelli che possono essere i dubbi, le perplessità, le problematiche che potremmo creare. Per cui mi piacerebbe un po' lanciare un po', prima di avviare i tavoli che prenderanno piede, mi piacerebbe un po' lanciare alcuni, come posso dire, alcuni spunti che ci permettono un po' di approfondire alcune tematiche che sicuramente nel tempo troveranno sempre più necessità di essere approfondite, che noi non siamo riusciti a approfondire in questo contesto. Parlo di ambiti legati alla governance, sul fatto che dobbiamo definire dei modelli di servizio e di governo di questa infrastruttura, perché condividere le informazioni significa anche condividere delle regole che non devono essere troppo rigide, che permettono di sviluppare i servizi, ma neanche troppo lasche per far sì che si generi poi entropia in un sistema che è destinato a diventare complesso. In tutto questo poi, come dicevo prima, dobbiamo anche trovare anche dei modelli che ci permettono anche di acquisire proprio le soluzioni che poi noi dovremo inevitabilmente trovare anche supporto verso il mercato, cominciare a capire anche come condividere modelli di acquisto, quindi sto parlando di problematiche legate proprio al fatto che noi come pubblica amministrazione siamo legati che dobbiamo seguire dei prassi ben precisi nell'acquisto e nell'approvvigionamento dei nostri servizi, fino ad arrivare anche al concetto di trovare poi come queste piattaforme diventano sostenibili in un ambito complesso. Dall'altro poi generano anche problematiche legate anche alle operation, quindi immaginiamoci sistemi così complessi su cui si baseranno anche servizi magari critici, devono avere un modello anche di monitoraggio di infrastrutture molto oculato, ma soprattutto, essendo che poi i servizi possono essere cross le pubbliche amministrazioni, bisogna anche chiarire poi quali sono anche i modelli di servizio che devono basarsi in questa infrastruttura, soprattutto se poi noi cercheremo anche di spingere il fatto che poi questi dati possono essere messi anche a disposizione di un pubblico che magari, di un privato, sul quale può generare anche del valore aggiunto sopra, o magari quindi dobbiamo anche garantire che i livelli di servizio di queste infrastrutture devono essere ben condivisi. Un ultimo aspetto invece è legato al fatto che la complessità tecnologica
ci deve garantire poi il fatto che gli scenari che noi dovremmo basarci non possono essere statici, ma sono molto dinamici, quindi cominciare a parlare anche di nuove tecnologie, innovazioni, soprattutto anche sviscerà anche il concetto che le banche dati messe insieme tra loro devono essere integrati. E non da ultimo un dimensionamento di infrastrutture. Ecco, questi sono un po' alcuni spunti che li ho un po' accennati, ma che mi piacerebbe poi fossero anche quelli che vengono ripresi anche nei tavoli per darci anche delle risposte, aiutarci un po' in questi dubbi a creare un po' la nostra strategia del futuro. Con questo io vi ringrazio e vi lascio ai colleghi che faranno vedere i prossimi progetti e soprattutto anche ai colleghi che poi lavoreranno tutti assieme, lavorerete sui tavoli per aiutarci poi a costruire questa strategia del futuro. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a Idelfo, grazie per questa presentazione, soprattutto per i 3 spunti finali, governance, operation, tecnologia. E proviamo adesso a passare la parola ai 3 colleghi del territorio, i nostri, in particolare Alberto Corò, Giovanni Longo e Bruno Pezzotto. Partirei da Alberto Corò, che lo vedo, che ci presenta il progetto Mai Data Autorità Urbane. Alberto, hai 10 minuti, ma so che ce la faremo a rispettare i tempi perché poi la scaletta è abbastanza fitta. A te la parola. Grazie Luca, vedo far partire la presentazione, ditemi solo se vedete e io sono a posto. Io non vedo nulla. Non vedete nulla? Allora, un secondo, scusate, ritorno sulla allora, condividi. Ecco qua, adesso dovreste vedere. Perfetto. Grazie mille. Questa è una delle spiagge che citava prima Idelfo, immagino. Sì, infatti, quindi ci siamo ritrovati. Allora, questo è il punto di partenza, nel senso che quando abbiamo iniziato il progetto, eravamo in spiaggia, c'era di fronte sicuramente un bellissimo mare, ma diciamo anche un po' inquietante, diciamo, nell'attraversarlo. Quindi questo è il nostro stato d'animo di quando abbiamo iniziato il progetto. Allora, il partenariato, tanto per inquadrarlo, vede, come citava appunto prima l'assessore, i comuni capoluogo di Padova, Treviso, Verona e Vicenza, nonché con l'aggregazione della quinta area urbana di Montebelluna, qui cito i 3 comuni più grossi, Asolo e Castelfranco, e oltre naturalmente gli oltre 20 comuni che afferiscono alle 5 aree urbane sopra citate. Il coordinamento è fatto dal Comune di Padova, ma naturalmente è un semplice coordinamento, diciamo, gli attori sono appunto i beneficiari capofila e lo sviluppatore è l'azienda Almaviva SPA. I vincoli che abbiamo è il completamento entro settembre/ottobre 2022, non mi ricordo la data precisa, ma insomma la minore è il 2022, settembre 2022. Le sinergie con altri progetti, obbligatoria è quello con l'altro progetto sempre delle aree urbane che è il My City, che sviluppa progetti diciamo di istanziazione da parte del cittadino di domande e quant'altro, e gli indicatori di performance sono la realizzazione di almeno attivazione di almeno 20 nuovi servizi sviluppati nell'insieme della compagine My City My Data in ogni AU, e il riuso naturalmente all'interno di quello che citava appunto prima Idelfo diciamo, in quella che è l'iniziativa SPAC di Regione Veneto. Cosa vuole essere My Data? Innanzitutto, come appunto citava l'assessore, diciamo, una piattaforma di Smart City, ma naturalmente evolvere verso quello che è una piattaforma di Smart Region. E quindi, come diceva anche Idelfo, diciamo, diversi livelli, diciamo, anche di autonomia nella gestione del dato, diciamo, nel caricamento del dato, nell'utilizzo del dato e così via, anche per diversi scopi, con naturalmente dimensioni territoriali naturalmente diverse. Il supporto per l'erogazione dei cittadini, dei servizi ai cittadini e imprese, conforme, sempre come si diceva negli interventi precedenti, al paradigma One Solly. Quindi My Data vuole essere quel raccoglitore di quelle informazioni che a questo punto non bisogna ridomandare ai cittadini. Gli obiettivi minimi formali. Allora, naturalmente la realizzazione di questa piattaforma di big data, di raccolta, catalogazione, organizzazione, insomma, e con questa integrazione col mondo dell'IoT, quindi Internet delle cose.
e naturalmente diciamo, l'obiettivo all'interno del progetto di 27 in modo da poter dispiegare almeno 20 su ogni area urbana, 27 servizi. Gli obiettivi di opportunità, li ho chiamati opportunità, vuol dire naturalmente l'integrazione col My Mobility del Comune di Verona che stiamo portando avanti, naturalmente grazie anche a quello che è il ruolo di ragionamento, oltre che le disponibilità naturalmente delle due progettualità, l'integrazione con il progetto My Data Veneto Orientale, okay. Il repository del fascicolo sociale, questo è già un'opportunità che si sta concretizzando all'interno, diciamo, di quello che è diciamo, la collaborazione con il progetto MyCity, e qui metto anche un'integrazione, un'esemplificazione di ulteriore integrazione rispetto a quelle che sono già quelle previste nell'ambito diciamo, della progettualità minimale, che è proprio quella di integrazione anche con un altro servizio pubblico che potrebbe essere appunto quello dell'illuminazione pubblica. Quelli sfidanti, è un po' quello che citavano naturalmente sia l'assessore che Delfo Borgo, è quello dell'estensione di MyData a tutti gli enti pubblici, territoriali e strumentali del Veneto, l'estensione quindi di MyData a tutti i gestori di servizi pubblici veneti, produttori e consumatori di dati, e l'estensione di MyData agli enti di istruzione e ricerca, e questo naturalmente nello scenario, diciamo, quello che è uno scenario ipotetico, è quello di utilizzare queste basi dati proprio per effettuare delle ricerche, quindi come base di riferimento, proprio naturalmente tenendo conto di tutti i protocolli di privacy e quant'altro, proprio per diciamo, tutte quelle attività di ricerca sul nostro territorio. E questo è un altro, diciamo, un altro obiettivo sfidante che naturalmente non porta con sé una serie naturalmente di complicazioni tecniche e non solo tecniche, che è quello proprio che MyData possa evolvere in un contenitore dei fascicoli di dati, dei documenti, delle persone, degli oggetti e di quelle che sono anche le eventuali relazioni fra questi, proprio per l'ottica dello One Solly, come si diceva prima, per far sì che risponda a quelle che sono le criticità dell'uso del cloud in modalità SaaS, in cui di fatto i dati vengono sparpagliati a destra e a manca, passatemi diciamo, questo modo di parlare, e quindi diciamo, il modello deve essere comunque che il dato deve essere comunque di proprietà, ed è di proprietà dell'ente pubblico, e quindi bisogna comunque trovare una modalità per cui dopo il dato resti tra virgolette in casa, ecco, in casa dell'ente, e si limiti quel diciamo, problema del lock-in piuttosto che altro. Insomma. Qua scorro ma velocemente, visto che il mio tempo sta per concludere. Sono delle note tecniche, servono più che altro per chi dopo vuole scorrersi le slide e guardare quelle che sono diciamo, le componenti minime che andremo a realizzare. Sono componenti tecniche, questo è un diagramma naturalmente logico, e quindi la parte di contesto che vede di fatto sia gli utenti nella parte superiore, sia la parte diciamo delle componenti centrale, che è quella della Big Data IoT Platform, che a sua volta naturalmente si esplode in ulteriori componenti, e la parte più di campo, e quindi ecco che la Device Manager, come sulla destra, come vedete, tutta la parte di Profile Manager, che stiamo naturalmente cercando di integrare in un'ottica appunto di diciamo, dominio SPAC, quindi di quello che può essere l'ecosistema SPAC. Anche questa è un'attività molto impegnativa, quello di far convergere su alcune componenti diciamo, strategiche, diciamo, convergere nell'ambito di SPAC su componenti di tipo generale per tutte le realizzazioni. Questa è la componente naturalmente qui esplosa del Big Data, la componente IoT, come vi dicevo, quindi integra sia diciamo, sensori, sia diciamo, standard, sia eventuali. C'è una componente che permette l'integrazione di quelle che sono delle sensoristiche già magari anche presenti sul territorio che vogliamo portare a bordo, che magari non rispondono alle attuali standard di comunicazione tipo l'MQTT che tutti conoscono, e diciamo la parte di device manager che permette naturalmente un'organizzazione diciamo, di tutti quelli che sono i device di campo.
Quindi questo in estrema sintesi, spero Luca di essere stato entro... Quindi abbiamo lasciato la spiaggia e siamo in mare aperto. Bravo, grande, grazie che mi dai questa possibilità. Ho messo a posto naturalmente questa slide, questa fotografia, perché siamo in un mare aperto. Per fortuna, insomma, non c'è tempesta, però insomma c'è il sole, diciamo, si dice il sole rosso di sera, bel tempo si spera, però insomma non possiamo stare tranquilli, perché naturalmente il progetto, come dicevi, Delfo Borgo è sfidante, è un progetto complesso, un progetto che, diciamo, quindi un progetto che nasce e deve nascere e deve essere realizzato con una modalità di sviluppo continuo, e quindi proprio con quella scalabilità sia, diciamo, sistemistica sia tecnologica, ma anche con quella scalabilità in termini di soggetti che possono partecipare diciamo, al progetto. Quindi questo è sicuramente la criticità più grossa, oltre naturalmente quello di arrivare a fine del progetto e poter rendicontare, altrimenti insomma dopo siamo nelle peste dal punto di vista dei soldi. Però insomma questo è il minimo, ma insomma quello che come tecnici, come diciamo, realizzatori, naturalmente vuole essere diciamo, un progetto che abbia una visibilità sicuramente non di 2 anni, ma molti più anni. Perfetto, grazie Alberto Corò. Passerei quindi la parola al professor Giovanni Longo, che ho visto prima. Buongiorno professore. Eccomi, buongiorno. Il caso di My Data Veneto Orientale, anche voi avete la spiaggia vicino, perché da San Donato a Jesolo a Cavallino, quindi non so se userà la stessa immagine. Buon intervento anche lei, 10 minuti. Riuscite a vedere il mio video? Il mio monitor? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Giovanni Longo, sono professore in ingegneria dei trasporti all'Università di Trieste e oggi vorrei brevemente descrivervi i ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento per cercare di calare questa vision molto alta e molto sfidante della regione sulle esigenze del Veneto orientale. Il Veneto orientale, sapete tutti bene, che è il territorio che sta a oriente della città metropolitana di Venezia. Sono 22 comuni compresi fra Quarto d'Altino e San Michele al Tagliamento e ovviamente si sviluppano lungo la costa. È un territorio interessato da intensi flussi turistici, immaginate per le spiagge, appunto Cavallino, Jesolo, Caolo e Bibbione, eccetera, durante però con una certa stagionalità. Ci sono alcune realtà urbane di media dimensione, penso a San Donato di Piave e Portogruaro, e ci sono una serie di altre realtà più piccole, anche a vocazione agricoli. Dal punto di vista della viabilità, questo territorio è attraversato dall'autostrada A4, che oltre a svolgere funzioni di attraversamento, genera anche tutti i collegamenti verso l'Italia e il resto d'Europa, che è la linea verde. Ci sono tutta una serie di altre strade, quindi una rete di strade regionali e provinciali che permettono di raggiungere tutta la viabilità di più basso livello a livello locale. È un territorio vario, un territorio appunto con esigenze diverse. Ci sono appunto esigenze di carattere turistico, ci sono esigenze problematiche di tipo urbano, pendolarità e anche, come dire, un insediamento abbastanza disperso. Per cui riuscire a calare in questo momento le esigenze e gli obiettivi di My Data su questo tipo di realtà ha richiesto un minimo di approfondimento con una vera e propria consultazione con le 22 amministrazioni, che ha portato a far emergere dei principali elementi di interesse, che sono due. Da un lato la sicurezza, dove però si è riconosciuto aver già lavorato molto, per cui sia in termini di videosorveglianza che in termini di portali con lettura targhe, riconoscimento infrazioni, eccetera, è un tema abbastanza ormai consolidato e quindi percepito come meno importante al momento dalle amministrazioni, che invece sono molto più orientate a cercare di affrontare il tema della mobilità. Quindi vedono il My Data in questo territorio come un elemento fondamentale per irrobustire le loro azioni proprio su questo tema. Si nota infatti una certa mancanza di dati, specialmente a livello sovracomunale. Assegnati, lui li vede assegnati, ma dentro Matteo non è dentro questo. Federica, scusate, non sono assegnati, sto assegnando io manualmente. Procedo? Scusatemi, avevo un disturbo, non so se mi sentite ora. È un tema di conoscenza del traffico stradale, flussi veicolari
composizione del traffico, velocità, immaginate anche l'importanza che ha avuto questo tipo di elemento, che anche durante il lavoro di costruzione dell'autostrada, con tutte le deviazioni e così via. C'è una sensibilità notevole verso la mobilità ciclabile, di cui però si conosce poco in termini di flussi, di itinerari, sia turistici che sistematici. La sensibilità verso l'intermodalità esiste, ma è un po' meno sentita, anche se a mio modo di vedere è un tema importante per consentire l'accessibilità a questi territori anche in maniera compatibile con la capacità del sistema dei trasporti stesso, e tutti in qualche maniera sottolineano l'importanza di un collegamento trasversale anche con altre fonti di dati che non siano solo la mobilità. Mi riferisco al meteo, più volte è comparso il tema integrazione con il sistema di monitoraggio delle piene dei fiumi che hanno un impatto sulle strade arginali e così via. Quindi io mi ritrovo molto a quella filosofia della Smart Region, dove in qualche maniera, se posso riassumere senza sminuire, no? Ma c'è un tema integrazione declinato in sotto tante prospettive. Un'integrazione territoriale che qui con i 22 comuni voi capite che è fondamentale, un'integrazione fra diverse dimensioni che è emersa più volte, la mobilità è una di queste, ma chiaramente non esiste solo la mobilità. Quindi siamo assolutamente in perfetta, come dire, sintonia con le esigenze e le visioni della... Professor Giovanni Longo ha spento l'audio. Pronto? Ha sempre l'audio spento. Luca, di attivare la Federica? Penso, Federica, puoi riattivare l'audio del professor Longo? Adesso sì, la sentiamo. Non so cosa è successo. Dicevo che per realizzare questo è necessario sicuramente avere una serie di dispositivi di campagna, mettiamola così, che possono essere di diversa tipologia, fissi, a rotazione, eccetera, che siano in dialogo con dei centri di controllo che raccolgono questa informazione, come è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto. Poi non so perché non va avanti la presentazione, eccola. Ci sono anche altri centri che non siano legati alla mobilità, e qui come dire, l'integrazione a livello di sistema è importante, per poter fornire poi una serie di informazioni agli utenti finali che possono essere, secondo la nostra riflessione, di diversa tipologia, perché ci sono sì i cittadini come destinatari ultimi, ma come utenti finali potrebbero esserci anche le amministrazioni che hanno bisogno di scoprire criticità, definire policy e vedere l'efficacia delle loro azioni, e anche il mondo dei professionisti che spesso nel campo dei trasporti spendono una serie di risorse enormi per fare indagini spesso parziali. Lavorare sul dato significa, questo è noto, raccoglierlo, elaborarne il contenuto informativo, predisporre i servizi informativi e trasmetterli, per cui non è un'attività che prendo il dato e così com'è lo posso distribuire, c'è bisogno di farci qualcosa nel mentre. E qui abbiamo sviluppato proprio questo schema logico, dove non entrerò troppo nel dettaglio, ma è importante osservare che si può essere alimentato con dati che vengano raccolti da dispositivi di varia natura, fissi o mobili che essi siano. Poi è necessario, o è possibile, diciamo così, sia lavorare sul dato a livello disaggregato, sul dato quindi originario, sia lavorare sul dato aggregato nella direzione di riuscire ad ottenere delle statistiche di sintesi anche facilmente comprensibili dagli utenti. Per far questo c'è tutta la necessità di realizzare un'attività che, fra le altre cose, prevede un'importante verifica della qualità del dato. Questo è un tema che ricorre sempre quando si parla di big data e così via, secondo la mia esperienza. La verifica del dato che deve portarci, qui abbiamo messo velocemente alcune tabelle perché esistono una serie di riferimenti anche di carattere tecnico-scientifico che ci aiutano in questo, con l'obiettivo sia di controllare continuamente le informazioni raccolte, ma anche evidenziare in tempi rapidi eventuali malfunzionamenti per evitare di prendere decisioni sulla base di un dato che è sbagliato. Per quanto riguarda poi la creazione di elementi di sintesi, qua vado veramente molto veloce, ma è stata fatta tutta una riflessione su come poter poi progressivamente giungere a una serie di elementi e di indicatori che siano di un certo interesse. Flussi di traffico nelle varie ore, l'ora di punta, la composizione, le velocità e così via,
elementi di aggregazione che possono essere fatti su base giornaliera, su base periodica, tenendo conto della stagionalità e così via. E sulla stagionalità tutti si era molto sensibili, vista l'importanza che essa ha nel Veneto orientale. L'utilizzo poi potrebbe essere almeno vario, nel senso che dalla raccolta dei dati, a prescindere dall'attività che già oggi viene fatta di collegamento con database che permettono poi di elevare le sanzioni, ma se noi scendiamo verso il basso a destra e a sinistra, se prendiamo il ramo destro della discesa, quindi dal dato possiamo pensare di avere dei dispositivi di visualizzazione in tempo reale attraverso opportuni device, certo, ma ci vuole qualcuno che guardi questi dispositivi, quindi rientra il tema personale, peraltro segnalato più volte dalle amministrazioni consultate, oppure possono andare ad alimentare in tempo reale, quindi senza grossa attività di filtro, una certa parte del cruscotto e del dashboard che può essere a disposizione delle amministrazioni o dei professionisti. Oppure il dato può andare nella direzione di essere validato, quindi magari con un minimo di ritardo prima di essere archiviato, fornire lo stesso tipo di informazione un po' più robusta a quel punto e magari più sintetica per la possibilità di prendere delle decisioni. È stato fatto poi un lavoro, ok dati, ok device, bene, dove... Professore, ancora 2 minuti. Sì, ho subito finito. Dove e come poter andare a mettere queste informazioni, quale tipologia di dispositivi. Siamo stati molto laici perché l'obiettivo è cercare di integrare molto, ove possibile, anche i dispositivi che già sono in campagna. Anche per le bici, dove l'elemento Bluetooth può essere un elemento fondamentale anche per ricostruire ed arricchire la base informativa. I prossimi passi quali sono? Sono sicuramente andare nella direzione di integrarsi naturalmente con il progetto di data generale, col fornitore Almaviva, che abbiamo visto essere fornitore anche negli altri esempi applicativi, progettazione e realizzazione, definire ruoli e relativi protocolli, anche con protocolli di intesa, perché c'è un tema proprietà del dato e manutenzione dei sistemi. L'ultimo punto che volevo sottolineare brevemente in conclusione è l'importanza di interfacciarsi nel mondo open anche con altri progetti che la Regione Veneto ha, in particolare in queste zone c'è il progetto Innovation Lab, con una riflessione che secondo tutti andrebbe fatta, come è stato detto già prima, su quale parte del dato può essere reso pubblico così, quale parte del dato può invece generare valore per alimentare un circolo virtuoso che porti il progetto a poter stare in piedi anche alla fine dei finanziamenti. Ecco, con questo io avrei concluso. Grazie al professor Longo per la sua presentazione molto analitica del progetto di Veneto Orientale. Quindi passerei la parola a Bruno Pezzuto del Comune di Verona. Le chiedo, professor Longo, se riesce a togliere la presenza. Perfetto. E Bruno, che ho visto poc'anzi. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Bruno, ti sentiamo chiaro e forte. Perfetto. Tu hai 10 minuti a la Grazie. presentazione di cosa state facendo nel progetto del trasporto pubblico locale a Verona. Perfetto, allora vediamo di mettervi in condivisione questo. Condividi. Ok. Allora io ringrazio l'ospitalità da parte della Regione Veneto, saluto ovviamente tutti, anche l'assessore e tutti i dirigenti presenti, oltre ai colleghi. Io lavoro presso la Direzione Mobilità e Traffico e seguo in particolare tutti i sistemi telematici per la mobilità e la sicurezza e sono impegnato in questo progetto insieme ai colleghi della Regione Veneto e agli altri colleghi delle autorità urbane, soprattutto su uno specifico ambito che è quello che è focalizzato soprattutto sulla gestione della mobilità e con un'attenzione particolare sul trasporto pubblico locale, che nell'ambito dei vari progetti e processi di gestione e monitoraggio da parte delle pubbliche amministrazioni non è mai stato oggetto di approfondimento anche tecnologico o di interesse. Tra l'altro chiedo scusa se potreste sentire magari più avanti lo squillo di qualche telefono, ma vi sto parlando dalla centrale perché era l'unico posto da cui potevo farvi vedere alcune cose che poi vi farò vedere dopo. Noi abbiamo diciamo, focalizzato l'attenzione, come dicevo, nell'ambito dei finanziamenti dell'asse 6 e quindi lo sviluppo urbano sostenibile, il PARFESR, nell'ambito dell'obiettivo tematico 4, che riguardava sostanzialmente la mobilità sostenibile con un budget di cofinanziamento non indifferente che sostanzialmente riguardava, secondo le indicazioni della Comunità Europea in particolare, non soltanto gli interventi finalizzati al cambio, allo svecchiamento dei mezzi usati nell'ambito del trasporto pubblico locale da parte delle aziende,
ma anche, e questo è un approccio del tutto nuovo e abbiamo voluto cogliere questa novità, l'implementazione dei cosiddetti ITS, cioè dei sistemi intelligenti di trasporto, su cui la Comunità Europea, devo dire la verità, in questi ultimi anni sta puntando parecchio. In particolare l'azione che abbiamo seguito è la 463, relativa appunto ai sistemi di trasporto intelligenti, sistemi intesi come gestione del traffico, informazione all'utenza, gestione del trasporto pubblico, gestione della flotta del trasporto merci, pagamenti automatico, insomma tutto ciò che poi è stato in qualche modo inserito in una particolare cornice normativa che si è via via arricchita nel corso degli ultimi anni, a partire dal 2010, da quando cioè la Comunità Europea aveva pubblicato la prima direttiva in materia di sistemi di trasporto intelligenti, che poi successivamente sono state adottate anche a livello nazionale. Uno dei primi riferimenti è la legge 2012, la 221, all'interno della quale venivano inserite alcune misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto, e diciamo il riferimento normativo, come dire, più importante è in realtà il decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture del 1 febbraio 2013 che riguarda la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti in Italia, fino poi ai vari piani di azione nazionale. Abbiamo fatto riferimento anche ad alcune indicazioni che sono molto particolari per quanto riguarda il trasporto pubblico, che derivano dai provvedimenti di normazione dell'autorità di regolazione dei trasporti, con un riferimento specifico a una delle ultime delibere, in particolare la 154 del 2019, che comincia a parlare di data room, cioè di un contesto che un po' si riallaccia anche a quello che è stato illustrato prima dai colleghi, dal professore, che è il concetto un po' di repository, cioè il concetto di un raccoglitore, di un collettore di informazioni che possono essere utilizzate non soltanto per effettuare il monitoraggio, ma anche per come dire, riuscire ad avere un quadro della situazione della mobilità e anche riuscire a fare della pianificazione. Le azioni prioritarie degli ITS, vado via abbastanza veloce, ma sono diciamo tutte abbastanza ben codificate, sono le 4 azioni prioritarie, che qui vedete: l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico, alla mobilità, la continuità dei servizi ITS, le applicazioni per la sicurezza stradale, il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto. In particolare ci sono delle evoluzioni che anche qui a Verona stiamo seguendo insieme ad alcuni partner tecnologici, che riguardano i sistemi cosiddetti sia ITS, cioè Cooperative Intelligent Transport System, che sostanzialmente riguardano la possibilità che i veicoli possano comunicare direttamente con l'infrastruttura fino ad arrivare alla comunicazione diretta veicolo-veicolo. E questi sono esempi che si possono riscontrare per esempio nella possibilità di dare priorità semaforica non solo ai mezzi di trasporto pubblico ma anche ai veicoli in emergenza, oppure degli avvisi a bordo dei veicoli di pericolo di collisione. E in questo ambito la guida autonoma e la guida assistita sono degli ambiti progettuali sperimentali molto avanzati. Per quanto riguarda il sistema che abbiamo voluto implementare con il cofinanziamento Porfese nell'ambito di una cornice di sviluppo regionale è quello che noi abbiamo chiamato Sistema Mobilità Verona, e l'occasione ci è stata offerta anche perché abbiamo utilizzato una particolare forma contrattuale presente in Consip, che è il cosiddetto accordo quadro, che ci ha consentito di accelerare moltissimo le procedure di sviluppo e di implementazione. E in questo senso ci hanno fornito un'enorme mano sia Almaviva sia il gruppo Famas che ha lavorato sul TPL. Per quanto riguarda quindi il sistema mobilità, abbiamo implementato tutto ciò che poteva riguardare l'ambito del trasporto pubblico, la gestione del traffico, la gestione degli eventi e anche una gestione degli impianti. Per la gestione del traffico, quindi il monitoraggio della rete stradale, finalizzati appunto ad avere informazioni real time e poi ad avere anche un quadro predittivo a 15 a 30 minuti, comprensivo della gestione degli eventi che abbiamo poi codificato secondo gli standard ATEX europei. Le funzionalità riguardano, per quanto riguarda il TPL, la pianificazione e il monitoraggio del servizio, e quindi la possibilità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale fino ad avere una performance dei diversi attori che sono presenti sul territorio, con la possibilità
di procedere allo sviluppo e al deploy nell'ambito territoriale più esteso del concetto di Smart Region. Una applicazione, voi continuate a vedere lo schermo, sì? Sì, Bruno, perfetto. Vediamo. Perfetto, grazie, perché volevo farvi vedere, volevo passare un po' dal teorico al pratico. Questo è il motivo per cui siamo in centrale. Questa è la piattaforma che abbiamo sviluppato, questo è un punto, un work in progress, quindi diciamo rappresenta un punto di partenza, ma è un continuo lavoro di sviluppo. Bruno, mi sa che devi scondividere e ricondividere perché vediamo ancora le slide. Sì, probabilmente hai ragione. Allora, provvedo subito, così impiego i miei ultimi minuti. Forse adesso si vede? Sì. Perfetto, ecco. Questa è la piattaforma di supervisione che è in work in progress continuo, che traduce sostanzialmente all'atto pratico i concetti teorici che vi ho illustrato prima, a partire dal grafo stradale. Un'attenzione particolare che abbiamo fatto riguarda l'implementazione di una rete stradale di riferimento a tutto il territorio provinciale e alle province limitrofe, comprensive dell'implementazione dei nodi Datex che fanno parte appunto del TMC, cioè del database nazionale relativo ai punti di interesse e alle tratte su cui poi gli eventi di traffico vanno inseriti. Poi abbiamo cominciato a mappare la possibilità di inserimento degli eventi di traffico. Ovviamente quelli che vedete qui sono degli eventi di test che noi abbiamo inserito, ma sono già tutti codificati secondo lo standard Datex 2 previsto dalla Comunità Europea e sono già pronti per essere inviati in maniera tempestiva al CIS secondo le previsioni del decreto interministeriale 2013 di cui vi parlavo prima. Ovviamente la possibilità, come dire, di interagire a livello di Smart Region è data dalla possibilità di condividere gli eventi a livello territoriale. E qui per esempio abbiamo agganciato i feed degli eventi di traffico dei tronchi autostradali delle concessionarie presenti nella parte del Veneto orientale. Questi sono invece, credo, dei feed in tempo reale che noi possiamo acquisire dalle concessionarie, dai nodi Datex che in questo momento stanno alimentando gli eventi di traffico. Ovviamente per tornare alla situazione su Verona stiamo lavorando anche su tutta la parte che riguarda il trasporto pubblico, perché è una delle parti di maggiore interesse su cui stiamo lavorando, quindi non soltanto la supervisione degli eventi di traffico, ma anche la possibilità di avere in tempo reale, e questa è la situazione in tempo reale, di tutti i mezzi in servizio, delle fermate, delle linee, dei percorsi, questo per l'intero bacino che corrisponde, diciamo, al nostro esercizio di TPL, fino ad arrivare, mi avvio alla conclusione, all'inserimento nella piattaforma di tutti gli impianti comprensivi di informazioni che possono essere acquisite dalla centrale del traffico, quindi dalle telecamere di videosorveglianza, piuttosto che le colonnine di emergenza, piuttosto che i sensori di traffico, piuttosto che altri sistemi che possono essere utilizzati per alimentare la piattaforma di condivisione e supervisione e avere poi la possibilità di fare dei modelli predittivi. Io avrei concluso per il momento la mia presentazione, vi ringrazio. Grazie a Bruno Pezzutto che ci ha anche fatto vedere una demo live di come funziona il sistema. Quindi adesso inizia la seconda parte del nostro webinar di oggi con la suddivisione nei 5 gruppi, dei 5 tavoli di approfondimento, dei 5 tavoli tecnici. Allora, mi dicono che in base anche alla versione che avete su Zoom, allora verrete o instradati automaticamente nelle 5 stanze che avete scelto in fase di iscrizione. Se non avete scelto perché vi siete iscritti tardi, aspettate qualche secondo che gentilmente la regia su vostra richiesta vi instraderà nella stanza corretta.
come un'altra opzione c'è la possibilità per chi ha Zoom aggiornato di andare direttamente nella stanza che ha optato con un pulsante che si trova nella parte bassa dello schermo. Quindi chiedo alla regia di procedere all'assegnazione nelle 5 Sì, stanze. Luca, appunto volevo ricordare cosa molto importante, siccome vedo che molte persone sono entrate questa mattina senza essere iscritte. Chi vede in basso l'icona sessione secondaria può autonomamente entrare nella stanza di preferenza, quindi chi ha questa versione di Zoom lo faccia pure. Perfetto, grazie Federica. Un attimo di pazienza. Sicuramente non c'è problema. Nel frattempo che abbiamo questa procedura, io provo a rileggere i 5 tavoli e ringrazio fin da ora i 5 coordinatori di 5 tavoli. Quindi nel tavolo 1 c'è il tavolo IoT nelle aree urbane, coordina Alberto Corò, che abbiamo visto poc'anzi. Nel tavolo 2 abbiamo il tavolo tecnico trasporto pubblico, coordina Bruno Pezzuto. Nel tavolo 3 abbiamo mobilità veicolare, coordina Lorenzo Beggiato, Comune di Vicenza. Nel tavolo 4 abbiamo tavolo sulla Smart Region, coordina Antonino Mola, il nostro collega Regione Veneto, e nel tavolo 5 lo coordino io, come estrarre valore dai dati. Vediamo che un po' alla volta le persone vengono assegnate i tavoli. Vi ricordo che poi alle 12:10, visto che siamo con 10 minuti di ritardo, ci vediamo in plenaria per la restituzione dei lavori e le conclusioni saranno tenute dal nostro collega l'ingegner Barichello, direttore della direzione DEMAN Progettazione e Sviluppo Software, sempre della direzione ICT. Se ci sono domande, ovviamente la chat è sempre aperta, ne ho visto alcune prima sul materiale che verrà sicuramente messo a disposizione. Tutto è video registrato, quindi sui nostri canali social e sul nostro sito internet verranno messi i riferimenti e i link per quanto riguarda poi il recupero delle video di tutta la giornata. Ci teniamo ovviamente a sottolineare che ogni tavolo tecnico ha già una serie di interventi predefiniti, più o meno 4-5 interventi per tavolo, che sono ovviamente linee guida del tavolo e che rappresentano un po' il core di questi tavoli. Poi, se c'è tempo, ma come noi ci auguriamo, lasciamo anche la possibilità ai coordinatori di eventualmente di recuperare e di far parlare, di far intervenire chi ha voglia o qualcosa da dire. Nel far questo mi preme, in questi ultimi minuti che ho ancora a disposizione prima che tutti siano assegnati, ringraziare veramente i numerosissimi colleghi da tutta Italia che hanno partecipato e con la loro testimonianza ai tavoli. Seguo l'ordine dei tavoli così non faccio torto a nessuno. Quindi nel tavolo 1 Lorenzo Tomassoli del Comune di Firenze, Paolo Bosco del Comune di Prato, Raffaele Garelli di Roma Capitale, Marco Bettini di Venice e Agnese Bianchi del Comune di Milano. Questi sono i colleghi che gentilmente da tutta Italia parteciperanno e presenteranno al tavolo 1. Sul tavolo 2, trasporto pubblico, invece ringrazio Stefano Fait di Trentino Digitale, Salvatore Monreale di SISPI Palermo, Gaetano Ratto, Regione Campania, Consorzio Unico, e Giacomo Fioroni del Comune di Trento. Questi sono i colleghi che parteciperanno al tavolo di trasporto pubblico. Sul tavolo 3 invece ci saranno le testimonianze di Cristian Lusardi del Consorzio Informatica e Territorio SPA, Sabato Fusco del concessionario autostradale Venete, Cleto Carlini del Comune di Bologna e Pamela Salvatore del Comune di Lucca. Questo era il tavolo mobilità veicolare. Sul tavolo Smart Region, coordinato da Antonino Molla, ringrazio Massimo Sustini, Regione Emilia-Romagna, Angelo Cardani, Area SPA, Gianluca Vannucci e Sergio Papiani della Regione Toscana e Gianluigi Berrone della Regione Piemonte. Ultimo tavolo, quello che ho il piacere di coordinare io e che è un po' un tavolo che ha invece colleghi, in questo caso del mondo dell'università. E ringrazio fin da subito Andrea Albarelli dell'Università Ca' Foscari, Alessandro Sperdutti dell'Università di Padova, Giovanni Longo dell'Università di Trieste, che abbiamo visto prima nella presentazione del Veneto Orientali, e Fausto Spotto dell'Università di Verona. Dovremmo essere ormai quasi prossimi all'assegnazione
Purtroppo sì, abbiamo ancora qualche ritardo, nel senso che ci sono alcuni che hanno dei nominativi che... Sì, chi non si era registrato o chi è entrato con un nominativo diverso della registrazione ovviamente deve portare un po' più pazienza per l'assegnazione.